C'è un'overdose di proposte commerciali che alla fine non fanno gli interessi di nessuno, ma sarà il forte che in qualche modo sbranerà il debole. Questo è quello che succederà anche nell'area coneglianese, come dopo la recente apertura. Attacca senza mezzi termini l'apertura dell'ultimo centro commerciale in Veneto il presidente trevigiano di Federconsumo Marcello Criveller. Un attacco alla grande distribuzione a discapito dei piccoli negozi, che per la sezione consumatori di Confcooperative invece vanno non solo difesi ma anche incentivati, soprattutto nei piccoli centri. I piccoli negozi sono quelli che in realtà garantiscono il servizio sul territorio e sono non tanto un'attività commerciale, e lo sono certamente, ma sono anche dei servizi sociali in certa realtà. E quando chiudono quei negozi, chiude un servizio sociale in una piccola comunità e non è certo a quella comunità che danno le risposte i grandi centri come quello che abbiamo visto a Conegliano in questi giorni. Sotto accusa non solo il sistema della grande distribuzione, ma soprattutto la regione, nella persona dell'assessore al commercio Roberto Marcato. Noto da quello che sta succedendo, andiamo a vedere anche a due Carrare, addirittura una manifestazione popolare. Noto che questo settore nel Veneto non è assolutamente governato. Io mi domando se c'è l'assessore nel Veneto. Non mi pare che non venga assolutamente governato e si stia consentendo di tutto e di più. Ci saranno sempre delle scuse, sarà sempre colpa di quelli di prima. Il dato è che oggi non si sta facendo nulla per difendere poi in realtà i consumatori stessi.